Buon pomeriggio, mi sentite? Allora, buon pomeriggio e benvenuti a questo evento che si potrà seguire anche in streaming e accompagnare lo studente in un mondo che cambia, dai PCTO al curriculum dello studente. L'intervento di oggi prende avvio da alcuni dati, da una lettura ragionata di alcuni dati che sono stati ottenuti attraverso un monitoraggio che l'Ufficio Scolastico Regionale ha fatto di recente sui PCTO realizzati nell'anno scolastico 21-22, quindi è stato un monitoraggio che è reso possibile dalla collaborazione delle scuole del Veneto. I dati sono quindi molto recenti perché sono stati raccolti da giugno a luglio scorsi e ci danno una fotografia direi interessante, no? Per le scuole su quello che è accaduto anche in un momento molto particolare perché è il momento post-pandemico relativamente alle esperienze di PCTO. Questo diciamo è il punto di lancio, di avvio del nostro percorso che invece si focalizzerà nella prima parte su un intervento proprio sui PCTO, visti da un punto di vista nuovo, no? Che è stato poi l'aspetto innovativo dei PCTO rispetto alla tradizionale alternanza scuola-lavoro, che è il punto di vista orientativo. Quindi qual è la valenza orientativa dei PCTO, che è il loro, direi, valore aggiunto in questo momento storico. E poi cercheremo di fare un ponte, un aggancio su qualcosa di assolutamente nuovo, perché è stato previsto normativamente di recente, che è il curriculum dello studente, che è uno strumento molto importante per i ragazzi, che le scuole conoscono ancora poco, che a volte viene vissuto come un adempimento, diciamo, necessario quasi obtorto collo, e che invece è un'opportunità straordinaria per i ragazzi se le scuole lo comprendono in modo corretto e se i ragazzi lo vivono come qualcosa di proprio, no? Che gli appartiene e che li accompagna nel loro percorso durante e dopo la scuola secondaria di secondo grado. E naturalmente esiste un rapporto molto stretto tra le esperienze di PCTO e il curriculum dello studente che cercheremo di mettere a fuoco. Quindi in questa ora e mezza, no, che noi vi proporremo, il percorso sarà molto ricco, dal dato alla riflessione, dal monitoraggio sui PCTO ad un pensiero su che cos'è il PCTO dal punto di vista orientativo e come si aggancia al curriculum dello studente. Io sono Mariangeli Carelli, sono dirigente tecnico dell'Ufficio Scolastico Regionale, modero questo incontro, ma vi presento i protagonisti del pomeriggio di oggi, ve li introduco fin d'ora in modo che poi si possa facilmente passare la parola. Innanzitutto Angela Riggio, che è il dirigente dell'ufficio secondo dell'ufficio scolastico regionale per il Veneto e quindi dirige l'ufficio che segue tutta la partita della formazione, ad esempio, che è elemento portante, no, del raccordo tra l'amministrazione e le scuole. Con lei Giorgia Menditto è docente utilizzata presso l'ufficio scolastico regionale ex legge 448 ed ha un ruolo molto importante perché è referente regionale per i PCTO e l'orientamento nell'ambito dell'ufficio scolastico regionale. E a due voci presenteranno proprio l'esito di questo monitoraggio così interessante e così recente e faranno un ragionamento sui dati emersi. E ci collegheremo poi in videoconferenza perché non è qui presente fisicamente con Marco Ruffino. Marco Ruffino ha un'ampia esperienza su temi tangenti con i PCTO.
Si occupa di gestione della conoscenza, dei processi di apprendimento di individui ed organizzazioni, processi decisionali, delle politiche pubbliche e delle strategie di impresa. Ha svolto un'attività strutturata di docenza in alcune università pubbliche, occupandosi in particolare di teoria delle decisioni e dei processi cognitivi e analisi delle reti. È stato ricercatore per vari periodi per ISFOL ed INAP e quindi ha un'esperienza molto solida sul tema della certificazione e descrizione delle competenze, analisi dei fabbisogni, metodi e strumenti a supporto delle politiche pubbliche. Ha dato un contributo fondamentale, ad esempio, alla stesura dell'Atlante del lavoro, che è uno strumento importantissimo nell'ambito della descrizione delle competenze. Ha collaborato con amministrazioni regionali e non ultimo ha sviluppato il percorso formativo biennale per tutor esperti dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna. A lui lasceremo il compito di parlare proprio della valenza formativa e orientativa dei PCTO, che è il secondo, tema che affronteremo oggi pomeriggio. Accanto a me diamo il benvenuto a Monica Logozzo. Monica Logozzo è dirigente scolastico in servizio presso l'Ufficio Sesto della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, in cui collabora da anni per la definizione e l'orientamento dei documenti che noi vediamo, studiamo, utilizziamo quotidianamente e dei processi che ne nascono relativi al sistema nazionale di valutazione e in particolare del curriculum dello studente, di cui si è occupata con grande competenza. È autrice di saggi, di testi su temi specifici che riguardano proprio il sistema nazionale di valutazione, redattrice nell'ambito di diversi seminari che molti di noi hanno seguito con grande interesse, soprattutto in questo periodo, no, in cui si parla dei documenti strategici delle scuole e della necessità di rinnovarli in un'ottica anche nuova, agganciata ai fondi del PNRR. A lei affideremo il delicato compito di parlare del curriculum dello studente quale strumento di riflessione, autovalutazione e autoorientamento. Direi di partire con questo pomeriggio di approfondimento. Lascerei la parola alla dottoressa Angela Riggio. Grazie. Ringrazio la dirigente tecnica Carelli per questa completa ed esaustiva presentazione e do inizio a questa esposizione degli esiti del monitoraggio sui percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento che è stato effettuato dall'Ufficio Scolastico Regionale a partire da una nota pubblicata il 9 giugno del 2022. E questa nota che si pone in continuità con un'attività di monitoraggio che già l'Ufficio Scolastico Regionale aveva precedentemente realizzato nell'anno scolastico appunto precedente e ha come destinatari principali i referenti dei PCTO nelle istituzioni scolastiche di secondo grado del Veneto. Quali erano i nostri obiettivi nell'avvio di questo monitoraggio? Innanzitutto raccogliere informazioni sulle modalità con le quali sono stati realizzati i PCTO durante lo scorso anno scolastico 21-22
e dare continuità al monitoraggio dell'anno scolastico precedente. E il secondo obiettivo, non meno importante, era quello di raccogliere delle buone pratiche di PCTO da inserire in questo corposo catalogo regionale delle buone prassi di PCTO che già l'ufficio scolastico regionale ha realizzato, ma che è ovviamente un work in progress e quindi viene aggiornato periodicamente. Ecco, questo monitoraggio, diciamo, nella nostra intenzione, vuole essere uno strumento attraverso il quale riflettere sui punti di forza e i punti di debolezza dei progetti di PCTO che sono stati appunto attuati dalle istituzioni scolastiche della Regione Veneto e sui bisogni degli istituti, cioè acquisire diciamo, consapevolezza di quali possono essere le esigenze, i bisogni degli istituti, perché appunto come USR Veneto programmiamo una serie di iniziative a supporto delle scuole proprio sotto il profilo delle attività di progettazione e di realizzazione dei PCTO, per cui questo strumento per noi è uno strumento privilegiato per venire in contatto con le effettive esigenze delle scuole, talvolta anche delle esigenze che non sono diciamo palesate ma che riusciamo a dedurre proprio attraverso i dati e quindi per programmare quelle attività formative che normalmente organizziamo per cercare il più possibile di rispondere a questi bisogni. Ecco, il monitoraggio si struttura in due parti, due sezioni, una prima parte a sua volta strutturata in tre ambiti, di cui il primo ambito, le prime 12 domande riguardano il progetto PCTO d'istituto e un po' io mi focalizzerò su questa prima sezione. La seconda riguarda le prospettive per l'anno scolastico 22-23, quindi il corrente anno, e la terza sezione riguarda la realizzazione dei PCTO nell'anno scolastico 21-22. Come dicevo poc'anzi, la seconda parte del monitoraggio è una raccolta di buone pratiche, proprio al fine di integrare questo catalogo regionale che è già presente nell'area SharePoint, nell'area riservata dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, ma che appunto vogliamo ogni anno arricchire. Ancora questa seconda parte, cioè questa pubblicazione dell'integrazione è in via di realizzazione, ma a breve avremo anche questo aggiornamento. Ecco, questa è una sintesi degli istituti scolastici partecipanti. In tutto 169 istituti hanno risposto al monitoraggio, così distribuiti: 9 istituti Belluno, 28 Padova, 10 Rovigo, 34 Treviso, 26 Venezia, 33 Vicenza e 29 Verona. Ecco, questa è un po' un riepilogo in valori percentuali e in valori assoluti degli indirizzi di studio, quindi lì abbiamo parlato delle istituzioni scolastiche in quella precedente, qui invece degli indirizzi di studio che hanno partecipato, quindi vediamo alcune percentuali significative per gli istituti tecnici, settore tecnologico, i licei indirizzo scientifico e anche gli istituti tecnici settore economico. Ecco, parliamo quindi, adesso entriamo un po' più attraverso i dati nei progetti PCTO d'istituto. Ora, la prima domanda diciamo, che noi abbiamo posto, sempre nell'ottica di un raffronto che ci sembrava estremamente importante, proprio perché siamo in un anno di chiusura, di fine pandemia,
e ben sappiamo che l'effetto della pandemia proprio sui PCTO è stato in qualche modo significativo, a volte anche, devo dire, dirompente. Per cui ci interessava molto mettere a confronto il monitoraggio dell'anno 2021, anno in piena pandemia, con quello dell'anno 21-22. E quindi abbiamo posto questa domanda: all'inizio dell'anno scolastico 21-22 è stato attivato un confronto nel collegio dei docenti sull'opportunità di riprogettare i PCTO? Ecco, sì, il 68% ha risposto, quindi una cifra significativa, ma la stessa domanda al monitoraggio del 2021 reca la percentuale del 88,07%. Appare evidente che in piena pandemia questa esigenza di confrontarsi per riprogettare è stata sentita fortemente dalle istituzioni scolastiche. Ecco, quali sono stati i principali temi di discussione in sede di collegio dei docenti? Abbiamo chiesto. Ecco, la percentuale più alta riguarda la riprogrammazione delle attività post-pandemia o in previsione di nuove situazioni emergenziali, il ripristino dei percorsi di PCTO in presenza e la riprogrammazione del calendario e del monteore PCTO. Questi tre dati ci sembrano particolarmente significativi perché ancora una volta ci danno l'indicazione di una inversione di tendenza o comunque di un significativo cambiamento rispetto ad un anno, cioè l'anno precedente, l'anno 2021, ovviamente caratterizzato esclusivamente da attività a distanza a causa della pandemia, e quindi ecco qui vediamo che c'è questa esigenza e questa necessità di programmare per ripristinare ad esempio gli stage, quindi i percorsi di PCTO in presenza, di riprogrammare quindi le attività anche sotto il profilo del calendario e del monteore, che era stato sicuramente fortemente penalizzato. Ecco un'altra domanda che abbiamo posto: all'inizio dell'anno 21-22 è stato istituito un gruppo nell'istituto che si occupasse della riorganizzazione dei PCTO? Sì, la risposta è dell'88,2%. Anche qui, ecco, confrontando con quella del 2021, notiamo come forte viene sentita l'esigenza nell'anno scolastico 21-22, quindi in questo periodo post pandemia, di una riorganizzazione da parte delle istituzioni scolastiche. Ecco, se sì, il gruppo da chi è costituito? Vediamo per il 35% da 2 o 3 componenti, per il 25% 4-5 componenti, 20% 6-7 componenti e 20% un referente per classe. In effetti questo dato ci fa riflettere, perché noi riteniamo che sarebbe auspicabile che questo dato del singolo referente per classe crescesse, quindi speriamo che nei futuri monitoraggi questo dato vada a crescere, perché certamente il referente della classe ha maggiormente la capacità di diciamo, valutare quelle che sono le esigenze della singola classe, che non sono necessariamente le esigenze di tutte le classi, e sicuramente può, sotto il profilo valutativo, svolgere un compito molto più mirato e molto più adeguato alla classe. Per cui diciamo che auspichiamo che questo dato di un referente per classe vada a crescere negli anni successivi. Altra domanda: è stata prevista una revisione del progetto PCTO d'istituto nell'ambito del PTOF? E se sì, da chi è stata realizzata? Sì, risponde a questa domanda il 57% delle scuole, quindi sì, è stata prevista assolutamente una revisione del progetto di PCTO
e prevalentemente questa è stata realizzata nell'ambito del PTOF dal referente PCTO dell'istituto per il 31,5% e dal gruppo PCTO d'istituto per il 30,4%, quindi queste sono le percentuali più importanti nell'ambito di questo campione. Abbiamo però anche chiesto se nell'atto di indirizzo del dirigente scolastico al collegio docenti per la revisione del PTOF era presente una specifica sezione relativa al progetto di PCTO d'istituto. E questo è un dato estremamente interessante perché evidenzia l'attenzione nel suo atto di indirizzo da parte del dirigente scolastico al PCTO, al progetto di PCTO d'istituto, per cui ci sembra interessante vedere che il 68,7% dei dirigenti ha dedicato nel suo atto di indirizzo una sezione specifica al progetto di PCTO d'istituto. Ecco, abbiamo poi chiesto, è stato chiesto ai consigli di classe e ai dipartimenti di riflettere sulla progettazione dei PCTO dal punto di vista di competenze, tempi e metodologie. Ecco, anche questo dato, se confrontato a quello del 2021, è interessante, perché la risposta alla maggioranza, la percentuale maggiore è ovviamente per il sì, ma nel 2021 avevamo il 79,59%, nel 21-22 il 66,3%. Riteniamo che questo dato sia diciamo, da ricondurre al fatto che nell'anno 2021 le scuole sono state poste di fronte alla necessità di rivedere completamente la progettazione del PCTO proprio sotto il profilo dei tempi soprattutto e delle metodologie, appunto proprio per adeguarli alla necessità di svolgere una didattica a distanza, quindi di svolgere queste attività a distanza. Ecco, che cosa ha previsto la riprogettazione del PCTO? Cioè nell'anno 21-22 a cui facciamo riferimento, quali sono stati diciamo, gli aspetti che sono stati maggiormente investiti dalla riprogettazione? Sicuramente l'aumento del monte ore rispetto agli anni precedenti, e questo appunto si giustifica grazie all'uscita della pandemia, così come si giustifica per la stessa motivazione l'introduzione di nuove metodologie, perché ovviamente le attività in presenza sono riprese, e anche l'acquisizione ovviamente di nuove e diverse conoscenze e competenze. Ecco, nel 2021, quindi volendo fare un raffronto rispetto alla slide precedente che è relativa al 21-22, vediamo che invece la riprogettazione, il 53,31%, aveva prevalentemente riguardato il trasferimento nella DAD di PCTO già realizzati negli anni scolastici precedenti, quindi nonché la cancellazione delle attività non trasferibili nella DAD, eccetera. Quindi vediamo che la riprogettazione 2021 è tutta purtroppo orientata a adeguare per quanto possibile il PCTO alle misure diciamo, le prescrizioni, le misure sanitarie e soprattutto la impossibilità di svolgere attività in presenza caratterizzanti la situazione pandemica. Ora, anche qui vediamo un po' un raffronto tra 2021 e 2021-22. Quali sono le nuove metodologie che sono state previste? Vediamo nella parte inferiore della slide che diciamo, queste metodologie nell'anno 2021
riguardavano sostanzialmente l'impresa formativa simulata, i casi di studio, il cooperative learning, cioè delle appunto misure coerenti con le situazioni epidemiologiche, mentre vediamo che nell'anno 21-22, quindi nell'anno successivo, l'anno in corso a cui si riferisce il monitoraggio, abbiamo una pluralità di metodologie, quindi c'è un sviluppo delle metodologie per cui è evidente che le scuole si sono messe a lavorare secondo una nuova visione di tipo più qualitativo e quindi non imbrigliata nei vincoli del precedente anno scolastico. Ecco, abbiamo fatto anche delle domande sulle azioni formative perché la formazione sui PCTO è un'attività molto importante per l'ufficio scolastico regionale ed è un'attività che realizziamo sia noi personalmente ma realizziamo con numerosi enti sia pubblici che privati e ci interessava capire se erano state organizzate dall'istituto azioni formative sui PCTO e su quali tematiche. Quindi la formazione sì, prevalentemente è stata organizzata e le tematiche principali sono, per quanto riguarda la formazione degli istituti, la normativa del PCTO, la progettazione e la valutazione. Ecco, poi abbiamo chiesto se l'istituto ha partecipato ad azioni formative organizzate da enti esterni. Il 69,2% ha risposto sì e diciamo in questa organizzazione un po' la fa da padrone l'ufficio scolastico regionale, ma perché obiettivamente sono molte le iniziative formative che vengono messe a disposizione delle scuole sul tema del PCTO e poi però vediamo anche l'università, la Regione, l'ANPAL, l'associazione di categoria e anche altri enti. Ecco, io diciamo, mi fermerei qui e passerei la parola alla professoressa Menditto che esaminerà sempre gli esiti del monitoraggio sotto il profilo appunto della realizzazione dei PCTO e delle prospettive per l'anno successivo 22-23. Grazie. Buon pomeriggio a tutti. Proseguiamo quindi la presentazione degli esiti del monitoraggio soffermandoci sui dati che riguardano proprio la realizzazione dei PCTO negli istituti del Veneto. Abbiamo infatti chiesto se per l'anno scolastico appunto 21-22 erano stati adottati dei modelli in relazione all'esperienza dei PCTO e nello specifico quali erano stati adottati. Allora, se vedete questo aerogramma, sono segnalate con delle frecce in verde quegli modelli che sono maggiormente utilizzati dagli istituti. Come possiamo vedere, le percentuali infatti più alti dei modelli utilizzati riguardano la convenzione, il patto formativo, il progetto formativo, la rilevazione delle presenze degli studenti nello stage e la scheda di valutazione del tutor, del soggetto quindi ospitante. Percentuali più alte quindi per quei modelli che riguardano sostanzialmente la fase di progettazione del PCTO, dalla convenzione al progetto formativo, patto formativo e la scheda di valutazione in particolare però, e questo lo dobbiamo segnalare, quella del tutor del soggetto ospitante, perché se vediamo la percentuale della scheda di valutazione adoperata invece dal tutor interno, la percentuale di utilizzo è più bassa. A indicare quasi, quello che possiamo desumere da questo dato, che la valutazione sia attribuita maggiormente dal soggetto ospitante durante lo stage che dal tutor interno, quando sappiamo bene che invece è prevista una coprogettazione, una covalutazione, anche se aperta e chiusa parentesi, ci diciamo che è spesso per noi difficile come referenti dei PCTO valutare qualcosa che in realtà non viviamo in prima persona perché non siamo in stage con il ragazzo. Questo potrebbe però un po' essere d'aiuto l'utilizzo di griglie di osservazione che lo studente potrebbe utilizzare, ma come vediamo dalla slide, le griglie di osservazione sono utilizzate poco, con un solo 4%.
E c'è da rilevare anche che sono utilizzati poco quegli strumenti di autoriflessione e autovalutazione da parte dello studente che sarebbero invece molto significativi per la sua esperienza di PCTO. Se andiamo a vedere, infatti, i modelli meno utilizzati sono quelli che riguardano la scheda di autovalutazione, di relazione finale da parte dello studente, del questionario di gradimento e molto bassa è anche la percentuale della certificazione del modulo che riguarda la certificazione delle competenze. Quindi in qualche modo sembrerebbe da questo quadro che le scuole siano molto impegnate nella fase di progettazione e un pochino meno nella fase di valutazione, o comunque si è attribuito poco valore a quella che è l'autovalutazione dello studente. E sappiamo bene che invece il PCTO ha come obiettivo quello di anche sviluppare competenze di orientamento, e quindi sarebbe particolarmente significativo che allo studente venisse richiesto di riflettere sul proprio percorso realizzato e acquisisse quindi quelle competenze per autovalutarsi e auto-orientarsi di conseguenza. Ritornando al discorso della certificazione delle competenze, vedevamo nella slide prima che il modello è poco utilizzato e infatti quando andiamo a chiedere se l'istituto ha previsto la certificazione delle competenze abbiamo il 39% come risposta affermativa. E abbiamo però un 43% di istituti che non hanno previsto la certificazione delle competenze, e la cosa interessante, e rimanda all'aerogramma che abbiamo visto prima, è che scrivono appunto che non vengono certificate anche se vengono valutate, quindi vengono valutate in qualche modo attraverso rubriche e griglie di valutazione, ma non vengono certificate dagli istituti. Se vengono certificate lo fanno attraverso un modello che è stato redatto a livello di istituto. Qui volevamo capire se ogni istituto ha redatto un proprio modello o se si utilizza quello previsto dagli applicativi che sono adottati dall'istituto. Come vediamo, per la maggior parte, appunto con l'83%, quindi una percentuale molto alta, gli istituti hanno provveduto a un proprio modello. Però rilevo il fatto che comunque la certificazione di competenze è prevista in una percentuale piuttosto bassa di istituti. E abbiamo poi chiesto quali attività che sono organizzate dall'istituto sono state inserite nel curriculum dello studente, proprio perché, come diceva giustamente il dirigente tecnico, dottoressa Icarelli, vediamo un collegamento tra quello che è il percorso di PCTO e quello che è poi il curriculum dello studente. E come potete vedere il dato più importante che viene in qualche modo inserito è, in termini numerici, è lo stage presso il soggetto ospitante, quindi la maggior parte degli istituti inserisce nel curriculum lo stage. E vengono poi inserite le attività di orientamento, le attività di formazione sulla sicurezza, attività formative svolte da remoto e via dicendo. In misura minore naturalmente, ma anche perché riguardano di solito un'attività non di classe ma personale, è l'inserimento delle certificazioni linguistiche, informatiche, partecipazione a concorsi, in quanto appunto attività individuali. Abbiamo poi chiesto in prospettiva quali sono le attività che avrebbero previsto gli istituti per questo corrente anno scolastico, e come vedete sono le più varie, la prima naturalmente la formazione e sicurezza, che sappiamo fondamentale oltre che ovviamente obbligatoria, le attività di orientamento, gli stage hanno anche una percentuale alta, e cosa interessante da rilevare è che sono previsti sia stage estivi in misura pressoché uguale agli stage attuati durante l'anno scolastico, e via via poi tutte le attività che sono di solito quelle comuni nei percorsi di PCTO. E abbiamo poi chiesto quali sono in prospettiva futura le azioni che l'ufficio scolastico regionale potrebbe mettere in atto per agevolare la realizzazione di PCTO. Non mi soffermo su tutte, ma mi sembra interessante vedere come è richiesta la segnalazione e la comunicazione di iniziative di PCTO, ed è una cosa che stiamo facendo, insomma, stiamo realizzando grazie anche a una coprogettazione dell'ufficio scolastico regionale con diversi enti e associazioni. Abbiamo recentemente proprio presentato dei PCTO che realizziamo con l'Agenzia delle Dogane, con il Consorzio delle bonifiche, quindi con AMBI e con Union Camere, quindi diciamo le progettazioni dei PCTO è insomma, abbastanza accurata dall'USR proprio per favorire uno sviluppo appunto di questi percorsi. Un'altra richiesta è quella di incontri informativi e formativi
e in particolare attraverso appunto webinar rivolti ai docenti, e l'anno scorso ne abbiamo realizzati 3 a livello regionale, molto seguiti da parte dei referenti dei dei PCTO del Veneto, e quest'anno ne realizzeremo altre anche in base ai bisogni formativi che sono emersi attraverso questo monitoraggio. E una cosa che viene richiesta è la condivisione di buone pratiche, ed è quello che in qualche modo cerchiamo di fare attraverso questa pubblicazione che vi è stata appunto presentata prima del catalogo delle buone pratiche. E poi l'altra richiesta, molto anche questa significativa, sulla quale lavoreremo questo anno, è sulla progettazione di PCTO per alunni con disabilità, che vediamo che è un aspetto che comunque richiede anche questo una riflessione, e quindi organizzeremo anche in questo senso delle attività. Abbiamo poi chiesto in quali classi sono stati realizzati i PCTO, come vedete in tutte le classi del triennio. Se analizziamo, per andare un po' più rapida, le slide successive, scusate ma non va avanti. Sì. Allora comunque vado avanti, perché intanto vado avanti lo stesso. Vengono realizzati in tutte le classi del triennio, come vedremo dalla slide, grazie, successiva, vengono realizzate soprattutto nelle classi quarte. Allora c'è un'introduzione, da quello che possiamo vedere, da 0 a 30 ore nelle classi terze, una parte sostanziale nelle classi quarte, con la maggior parte delle ore, e poi invece una parte residuale che potrebbe essere quella forse più di riflessione e valutazione nelle classi quinte. Questo dato è una conferma di quanto già rilevato nell'anno precedente, dove appunto anche qui meno ore in terza e quinta, e la maggior parte invece del percorso nelle classi quarte. E abbiamo poi chiesto se le attività sono state progettate e realizzate completamente o meno, e come vedete abbiamo un 71% che sono riusciti a realizzare quanto progettato. E quelli che abbiamo chiesto i motivi per cui non hanno realizzato le attività, e come potete vedere sono state alcune attività rimodulate a causa comunque delle difficoltà ancora persistenti legate alla pandemia. In alcuni casi è stata prevista una riduzione delle ore proprio per i problemi legati alla pandemia, oppure la cancellazione di alcune attività non realizzabili. E abbiamo poi chiesto se le attività sono state realizzate in presenza o a distanza, questo per riflettere sul fatto che, come abbiamo visto, nell'anno precedente erano per lo più state trasferite tutte, naturalmente, vista la situazione emergenziale, a distanza, e come possiamo vedere la maggior parte delle attività sono state svolte, la percentuale maggiore prevedeva un 75% in modalità in presenza e un 25% a distanza. Cosa significativa, nel senso che per quanto le attività potessero essere realizzate in presenza, comunque si è scelto che alcune attività venissero mantenute a distanza. Sappiamo benissimo quanto comunque sia vantaggioso organizzare alcuni eventi anche con ospiti che vengono da lontano, eccetera, a distanza, perché favorisce appunto l'organizzazione e la partecipazione. Con quali modalità? Vediamo che è diminuita rispetto all'anno precedente la modalità di eventi formativi, spesso in asincrono su piattaforme di formazione, è calata notevolmente la percentuale, mentre le modalità sono essenzialmente molto più varie, quindi diminuito un po' l'asincrono e l'utilizzo di piattaforme, e invece sono state previste attività molto diverse, dal project work a impresa formativa simulata, impresa in azione e modalità varie. E abbiamo poi chiesto se appunto sono state queste attività svolte a distanza, se hanno previsto modalità in asincrono e sincrono. Come potete vedere è variata appunto la percentuale, abbiamo un 25% in asincrono e un 36% in sincrono, e comunque sono percentuali molto più basse rispetto agli anni precedenti. Abbiamo anche una percentuale di scuole che non hanno realizzato in realtà nulla a distanza. Una cosa interessante da rilevare è che abbiamo chiesto se le attività realizzate a distanza sono state efficaci oppure meno. E la cosa che per me insomma, è importante da rilevare è che il 63% delle risposte dice che appunto è stata l'attività a distanza svolta in modo efficace, ed è una percentuale molto più alta rispetto all'anno precedente. È come se avessimo avviato delle attività a distanza in una situazione emergenziale, ci abbiamo provato, abbiamo dato il nostro meglio, ma l'efficacia non è stata molto incoraggiante, con un 47% che la giudica abbastanza adeguata, e invece
adesso la giudichiamo buona, quindi vuol dire che in questo anno abbiamo trasferito alcune attività, abbiamo capito quali sono le metodologie più adeguate e la riteniamo quindi più efficace, quindi questo è significativo. I PCTO realizzati hanno comunque permesso, vedete, per la maggior parte degli istituti uno sviluppo di nuove competenze. E poi abbiamo chiesto se sono state previste attività durante i mesi estivi, l'81% li ha previsti, e chi non li ha previsti in quanto o non previsti appunto nella programmazione di istituto oppure perché si dà la preferenza a PCTO svolti in orario curricolare. Ecco, l'ultimo dato significativo sul quale riflettere è se i dati riguardanti i PCTO erano stati inseriti assidii. Abbiamo un 82% che li hanno inseriti e un 18% di istituti invece che non hanno inserito assidii quanto appunto realizzato come PCTO. E la motivazione del non inserimento è dovuta al fatto che i dati vengono inseriti a PCTO concluso. Qui ho aperto una breve parentesi sul fatto che in alcuni istituti è prassi inserire appunto i dati assidii soltanto a percorso finito, come è prassi far compilare purtroppo per alcuni istituti il curriculum dello studente solo a fine del percorso di studi, come dicevamo prima, quando invece potrebbe essere uno strumento da far conoscere già dalla classe terza, come ci dirà meglio la dottoressa Ragozzo, proprio in termini di auto-orientamento e di autovalutazione. Ecco, la seconda parte del monitoraggio, qui vado veloce perché la potete trovare sul sito dell'ufficio scolastico regionale, riguardava proprio la raccolta di buone pratiche. Era una scheda che richiedeva appunto di inserire un proprio percorso di PCTO con tutti praticamente i dati. Riprendendo l'aerogramma che avevo commentato proprio all'inizio della mia presentazione, in cui rilevavo come i modelli erano maggiormente utilizzati in fase di progettazione e meno nella fase di realizzazione, monitoraggio e valutazione, è confermato dalla scheda buone pratiche. Se voi andate a vederle nel sito dell'OSR, sono molto complete, molto dettagliate dal punto di vista della progettazione, quindi con tutti gli obiettivi, eccetera. Quando si passa nella seconda parte invece di descrizione degli strumenti utilizzati per il monitoraggio, per la valutazione, eccetera, sono molto sintetiche, potete vederlo chiaramente molto visivamente, si vede che la prima parte della scheda è molto più dettagliata rispetto alla seconda parte, a conferma del fatto che probabilmente c'è bisogno di una maggiore riflessione su quello che è il valore orientativo del PCTO. Il catalogo regionale è stato organizzato con praticamente 3 possibilità di ricerca. Quindi se io come referente PCTO voglio vedere una buona pratica riguardante il mio indirizzo, farò una ricerca per indirizzo, quindi ipotizziamo liceo classico o istituto tecnico. Posso fare invece una ricerca per tematica, quindi un referente PCTO che desidera fare un PCTO sull'ambiente andrà a selezionarsi tutti quelli che riguardano l'ambiente, per fare un esempio, ma vedete le tematiche sono diverse, oppure per metodologia. Quindi ci sono queste 3 possibilità di ricerca di una buona pratica. Il catalogo è pubblicato sul sito dell'ufficio scolastico regionale, facilmente individuabile basta inserire nel motore di ricerca la parola catalogo e troverete appunto l'informativa appunto riguardante. Come vi dicevo, sono 3 indici: indirizzo di studi, metodologia e tematica, e vedete praticamente l'elenco di tutte le buone pratiche riguardanti queste 3 modalità di ricerca. Vi rimanderanno poi a un numero di scheda e lo ritroverete nella cartella, quindi è una ricerca molto facile che permette una riflessione appunto sulle buone pratiche realizzate dagli istituti del Veneto. Vi ringrazio. Bene, grazie alla dottoressa Riggio e alla dottoressa Menditto perché ci hanno restituito qualcosa che va oltre il monitoraggio e quindi anche una lettura. In particolare è stato molto interessante quello che ci hanno detto sul fatto che il monitoraggio è agganciato ad uno studio da parte dell'USR sui bisogni formativi e quindi ha una finalizzazione importante nel lavoro dell'ufficio secondo. È stato molto interessante la ricostruzione della situazione post-pandemica che ci hanno proposto, no? Che cosa sta succedendo dopo questa grande parentesi, e la riprogettazione che le scuole stanno facendo è stata messa in luce in modo molto preciso, a mio avviso.
A me è molto piaciuto il riferimento all'aspetto metodologico, cioè il fatto che forse è carente l'aspetto relativo agli strumenti di autovalutazione da parte dei ragazzi, che sono quelli che hanno la potenza orientativa maggiore, come vedremo anche negli interventi a seguire. E poi ritengo, per chiudere così, e rilanciare, molto importante quello che le dottoresse hanno evidenziato su quello che le scuole vogliono e desiderano, sono molto impegnate nella progettazione dei PCTO, l'abbiamo visto con chiarezza, no? E desiderano avere informazioni. In questo senso il catalogo dell'USR è uno strumento davvero molto utile, ma anche formazione e anche condivisione e dialogo sulle buone pratiche. Anche questo direi che è un focus molto importante. Io ora apro al secondo intervento, che è quello di Marco Ruffino. A lui abbiamo affidato il compito di parlare proprio della valenza formativa e orientativa dei PCTO. Dovrebbe essere collegato con noi. Eccolo. Benvenuto. Forse mi sentite anche. Buonasera a tutte e a tutti. Io faccio fatica a vedere, però provo a vedere lo stesso. Allora, grazie di avermi invitato. Io ho ascoltato con interesse, anche se non mi avete visto. Per ascoltare si può anche non essere presenti. Naturalmente, in video le cose che sono state dette. Vi rubo un quarto d'ora, massimo 20 minuti, perché mi rendo conto che sono le 16:50 e dopo di me c'è un altro intervento. Levo la mia faccia di qui, la sostituisco con 4 materiali in croce che ho messo qui, che adesso piano piano arrivano, e cerco di utilizzarli in verità per commentare anche quello che è stato detto prima, sostanzialmente. Io vi propongo, visto che ho un quarto d'ora, non posso mettermi lì a fare delle cose meravigliose, vi propongo una lettura forse un po' diversa dal solito del tema PCTO. La prima cosa non è il PCTO, ma è la finalità anche del PCTO. Se noi prendiamo un diploma qualunque, un diploma di scuola secondaria di secondo grado, e lo leggiamo in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dentro il modello dello European Qualification Framework, quello che chiamiamo EQF, noi vediamo una cosa interessante che io leggo per estrema velocità, anche perché tutti la saprete. EQF è fatto di 3 dimensioni: conoscenze, abilità, responsabilità, autonomia. Pensiamo un attimo a un diplomato, quindi a qualcuno che ha appena passato da 30 secondi l'esame di maturità, siamo d'estate, non adesso. Ecco, secondo la Gazzetta Ufficiale Italiana lui è questo. Ha un'ampia gamma di conoscenze, e questo ce l'ha senz'altro, perché tanti insegnamenti li ha proprio avuti nei 5 anni di scuola, integrate, e ha capacità interpretativa. Qui io non vedo nulla che possa dire di particolarmente strano. Andiamo invece al tema abilità. Qui c'è qualcosa di più interessante: utilizzare anche attraverso adattamenti, riformulazioni e rielaborazioni. Qui, visto in termini cognitivi, siamo oltre il possedere le conoscenze, ma siccome siamo nelle abilità, siamo nella capacità di fare delle cose con le conoscenze, e, per dirlo meglio, per fare delle cose anche alle conoscenze. Per esempio, come dire, provare a vederle in modo metaforico, usare una cosa al posto di un'altra, quindi adattamento, riformulazione, rielaborazione. Salto un attimo: per risolvere problemi che potrebbero non essere i problemi scolastici, a questo punto, attivando le famose abilità, guardiamo quante, cognitive, cioè saper pensare, relazionali, sociali e di attivazione. Qui è brutta la traduzione italiana dell'inglese, perché dice attivando di attivazione, non è il massimo, però io mi fermo un attimo su questa frase. Le abilità cognitive, relazionali, sociali e di attivazione non sono una materia scolastica, cioè non sono delle discipline, però sono qualcosa che fondamentalmente deve divenire la maturità. L'EQF4 lo potremmo chiamare la maturità dello studente. Allora, una domanda che uno si pone è: dove le impara
Uno dice le impara a scuola. Come le impara? Le impara da solo, le impara perché c'è una certa didattica che, anche se fatta per insegnare la matematica o l'italiano, di fatto lo porta a sviluppare cognitivo, relazionale e sociale. Le relazionali e le sociali le impara nell'intervallo. Ecco, sono domande che io adesso le faccio in modo brutale perché ho 20 minuti, che però in qualche modo servono per chiederci come mai esistono i PCTO, che naturalmente è il ragionamento su cui andremo. Ma se dopo le abilità mi sposto ancora sulla terza dimensione di EQF e sempre penso alla mia o al mio diplomato il giorno dopo l'esame, è una persona che rispetto al mercato del lavoro provvede al conseguimento degli obiettivi, coordinando ed integrando le attività e i risultati anche di altri. Qui ci trovate l'immagine del relazionale e sociale, sostanzialmente, partecipando al processo decisionale attuativo in un contesto di norma prevedibile soggetto a cambiamenti imprevisti. L'ho voluta leggere tutta perché se rileggiamo dall'inizio le conoscenze ci troviamo molto bene. Secondo me, se leggiamo bene responsabilità ed autonomia, ci si apre una domanda che è pedagogica nella sua base e diventa poi didattica nelle tecniche con cui, andiamo ad affrontarla, che è come glielo insegniamo a provvedere al conseguimento degli obiettivi e tutto quello che adesso non vi leggo. Ecco, io volevo partire da questa cosa che si chiama EQF, che è importantissima per molte ragioni, per dire la scuola non insegna un blocco di discipline e basta, ma deve insegnare, ma questo non è certo una novità di EQF, tante altre cose che sono affondate un pochino nella parola maturità. Perlomeno quando io facevo la scuola io sono assolutamente vetusto, naturalmente avendo tanti anni, però ecco, e allora a questo punto a me si apre un ragionamento che è il ragionamento sul PCTO. Prendiamo che la scuola sia questa scatoletta che adesso sto mettendo in evidenza, spero si veda con il mouse, dove c'è scritto contesto educativo primario, dove di solito lo studente sempre è l'aula ed il laboratorio. Qui dentro lo studente sviluppa un apprendimento che sto mettendo in evidenza, a un certo punto viene valutato, la chiameremo performance, e naturalmente questo ciclo gira, ma viene alimentato, ed ecco l'attore importante che collega PCTO e apprendimento anche rispetto al livello EQF4, viene incrementato questo ciclo dalle competenze trasversali. Lo dico in un altro modo. Che cosa servono le competenze trasversali anche stando dentro la scuola? Semplicemente per andare meglio in matematica, per essere meno turbolento nell'ora di religione, essere più attento e partecipe in un gruppo di lavoro. Servono perché avvengano certi tipi di apprendimento che non si riducono all'apprendimento della disciplina, e possiamo ben dire che maggiore la dotazione di competenze trasversali di uno studente, maggiore molto probabilmente è la sua performance, o performance, decidete voi in che lingua, scolastica. Quindi le competenze trasversali non sono un oggetto che è alieno in qualche modo all'organizzazione del processo didattico, ma anche se spesso non sono visibili perché non corrispondono ad un insegnamento, non c'è un docente, dovrebbero essere un tema, collegiale, infatti, proprio per questo sono qualche cosa di fondamentale per poter tenere assieme. Io spero che voi vediate le slide, naturalmente, datemi una conferma anche con un cenno di testa, perché sennò tutto quello che io dico non funziona. State vedendo le slide? Sì, vediamo benissimo. Grazie, perché io, come sempre, di fronte a queste tecnologie sono sempre nel dubbio, che non si veda veramente quello che io sto dicendo. A volte mi è successo di parlare per un quarto d'ora ad un pezzo di plastica e poi scoprirlo un quarto d'ora dopo, quindi mi permetto di chiedere perché non si sa mai. Allora, vado veloce, ma volevo dire che nell'educazione normale, nello stare a scuola, in aula, in laboratorio, dove
dove succede praticamente tutto il tempo dell'apprendimento scolastico, le competenze trasversali non sono di nessuno perché sono di tutti, e più dotazione individuale e anche collettiva ve ne è, più noi lo vedremo nella qualità dei processi di apprendimento. Allora arrivo al PCTO, che è il tema di oggi, sono già a metà di quello che voglio dire. Se questo ciclo che rafforza se stesso, apprendimento, performance, si basa anche sulla dotazione di competenze trasversali, io dentro questo ciclo ci posso mettere appunto il PCTO. Se questo è scappato il mouse. Se questo era il contesto educativo primario, dove l'insegnante si trova meglio perché è il suo, c'è un contesto educativo situato in sociologia dei processi, diciamo, di gestione della conoscenza. Situato vuol dire una cosa molto specifica, vuol dire che lì accadono degli apprendimenti e delle cose che sono tipiche dell'essere lì, come dire, sono tipiche di una certa situazione. Se io inserisco dentro questo cerchio nero questa cosa rossa che si chiama contesto educativo situato, io naturalmente posso rafforzare la produzione delle competenze trasversali. Perché? Perché le competenze trasversali, come abbiamo visto anche in qualche modo dalla lettura più generale di EQF, hanno bisogno anche di varietà cognitiva, cioè contesti dove lo studente si trova un attimo spiazzato e per apprendere deve farsi delle domande anche di rappresentazione, di adattamento, di comprensione del luogo in cui è. E allora un PCTO, che è un contesto educativo anche lui, naturalmente, che introduce degli elementi di positiva discontinuità cognitiva, è molto importante. Naturalmente il PCTO permette autovalutazioni allo studente, anche implicite, perché a un certo punto si dovrà chiedere, si chiede fatalmente se si è sentito adeguato o no al tipo di situazione in cui è stato messo, spero in modo progettato, e quindi il PCTO ha una totale continuità, anche se forse non siamo abituati ancora a vederlo così, con il più generale problema dell'apprendere le discipline, i programmi all'interno dell'aula, anche se dentro il PCTO non si parlasse affatto di alcuna fra le discipline che a scuola si insegnano, come può succedere nei licei, per esempio, perché il PCTO dovrebbe diventare una risorsa che rafforza un fattore di dotazione individuale e cognitiva che poi mi ritorna utile al di là dei contenuti quando poi torno in aula a fare le mie materie e le mie cose. Io volevo combattere con questa slide un pochino una frase che a volte ho sentito dire da diversi docenti del 1000 che ho visto nella mia vita, che non c'entra niente con noi. Ovviamente non è vero non solo perché è scritto nella normativa, ma non è vero perché tu sei un'agenzia educativa e devi andare verso quel riferimento di EQF molto importante che non è riconducibile soltanto ad una pur integrata pluralità di aspetti disciplinari, perché ha bisogno che succeda qualcos'altro. E che cos'è questo qualcos'altro? Guardo l'orologio, sono le 17:01, ancora 4 minuti. Che cos'è quest'altro? Quest'altro è che se io do allo studente dei compiti di realtà, non importa se lo faccio dentro il locale scolastico con simuli impresa o lo mando fuori, il contesto di apprendimento deve essere comunque diverso dall'ordinarietà, non perché ci sono o non ci sono i banchi, posso farlo anche a scuola, ma perché è diverso il tipo di dinamica che dentro accade. Cosa dovrebbe succedere dentro lo studente, nella mente dello studente? Dovrebbero attivarsi alcune funzioni. Qui ne sintetizzo veramente poco tempo e qui io ho fatto un titolo, i PCTO come attivatori di processi metacognitivi. Intanto la capacità di riconoscere delle situazioni. È chiaro che se io sono in un contesto di apprendimento situato che è diverso da quello che lui da anni e anni vede, cioè da quando ha cominciato le elementari vede che è la scuola, come dire, con l'aula lui ha problemi, ha necessità di riconoscimento di quello che vede, perché non è naturalmente codificato nella sua esperienza. Ovviamente avrà necessità di rielaborare quello che ha riconosciuto, ovviamente può avere fallimenti nel riconoscimento, può avere fallimenti nella
nella rielaborazione. Qui c'è il grandissimo ruolo dei tutor, che naturalmente io non nomino. Poi gli si chiede di fare delle cose che sono i compiti di realtà, dunque deve imparare a farle, questo si scrive applicazione. Faccio notare che se non riconosce e non rielabora difficilmente applicherà, anche se riconoscere e rielaborare vengono prima e non sono il fare, però se non capisci dove sei è difficile che fai. E poi c'è questa cosa fondamentale che si chiama la rappresentazione e il trasferimento. Sono due funzioni metacognitive che porteranno al curriculum dello studente, in qualche modo servono come dire, lancio dell'oratrice che poi mi segue, perché se io riconosco e rielaboro e do un significato, un contesto diverso a quello a cui sono abituato, poi faccio bene o male quello che mi chiedono. Posso anche farlo poco bene, perché è la prima volta, una cosa tecnica, non sono capace, ma poi per esempio sono bravo a riflettere con me stesso, con gli altri sono gli insegnanti, sono gli altri studenti, sono il tutor aziendale, sono la famiglia, sono tanti attori, per capire cosa rappresento di quello che ho fatto. Questo momento valutativo anche tanto importante, visto che si parla di carenze valutative, come dire, sull'esperienza dello studente. Se io faccio delle cose molto bene, applico molto bene, e quando mi si chiede di dire che cosa ho fatto in PCTO non sono capace a dirlo e l'unica cosa che faccio è indicare il prodotto che ho fatto con il dito, è chiaro che siamo in presenza di un fallimento educativo. Paradossalmente, se uno avesse avuto problemi di applicazione, gli hanno dato un compito che lui non era in grado di fare, ma è tanto capace di rappresentare anche le ragioni per cui questa cosa è andata male, quello è stato un momento educativo molto importante. Senza rappresentazione non c'è appropriazione cognitiva dell'esperienza. Come dice qualcuno, l'esperienza non è quello che accade a un uomo, è quello che l'uomo fa con quello che gli accade, e per farne qualcosa deve averne consapevolezza, e per averne consapevolezza deve essere capace a rappresentarla e poi a trasferirla per esempio in aula. Faccio un PCTO dove imparo che per stare bene in quell'ambiente devo essere ordinato, questa è una competenza, anche se è come dire un po' così, torno a scuola e come dire trasferisco al mio contesto scolastico una capacità di dare ordine al reale oppure semplicemente al mio comportamento che prima non avevo, e voilà che abbiamo dei risultati di apprendimento. Io ho quasi finito. Allora a cosa serve un PCTO? Ma se io imparo a riconoscere, rielaborare, applicare, rappresentare, trasferire, da una parte mi oriento, perché al di là dell'orientamento come acquisizione di informazioni sul mercato del lavoro, piuttosto che sulle opzioni educative e formative che potrei scegliere dopo il diploma, l'orientamento è anche tutto quello che stiamo vedendo qui, è la capacità di riconoscere questa informazione, di darle un significato, di passare dall'informazione generale a cosa serve a me come individuo e poi di trasferirla quando prendo una scelta. Quando io faccio una scelta dopo l'orientamento, trasferisco il significato dell'orientamento in un comportamento che appunto mi segnerà. Ma tutte queste cose stiamo per salutarle come sto per salutare voi, e sono anche il livello EQF 4 di prima, perché non torno indietro perché non abbiamo tempo, tranquilli, però se voi rileggeste il livello 4 di prima, perché accada, perché quelle abilità, perché quell'autonomia e responsabilità accadano nei comportamenti umani di quella persona, devono succedere queste cose qui, se no non accadono. E allora, con una cosa illeggibile, che adesso vi ingrandisco come ultima cosa, io dico ancora questo. Se prendiamo le linee guida PCTO del Ministero, noi sappiamo che ci sono, lo ingrandisco molto, noi sappiamo, poi spero di farlo muovere, un po' si muove, noi sappiamo che ci sono tante competenze, ci sono alcune competenze, per esempio competenza personale e sociale, capacità di imparare ad imparare, e queste competenze sono, diciamo, più che descritte, sono sintetizzate in un insieme di descrittori che sono descrittori di capacità. Ecco, quello che state vedendo è un giochino che io adesso non commento più di tanto, ma volevo solo farvene vedere un passaggio che abbiamo fatto con i vostri colleghi dell'Emilia Romagna l'anno scorso, che dice: aiutiamo gli insegnanti
e anche gli studenti a dare un significato a tutte queste frasi che sono scritte dentro la linea guida. Cosa vuol dire capacità di mantenersi resilienti, di favorire il proprio benessere, eccetera, eccetera. Perché se lo studente queste parole non le riconosce, il PCTO in parte viene meno bello di quello che potrebbe essere, sviluppa competenze trasversali che nessuno forse gli spiega cosa sono, oppure non con un livello di appropriazione di questi concetti. E allora, senza che io lo faccia con voi adesso perché è tardi, abbiamo cercato di immaginare che tutti questi frantumi importanti in verità sono tassonomizzabili su un piano. E qual è questo piano? Questo è un po' il piano della maturità, e con questo chiudo come il serpente mitologico, l'uroburo, esattamente come sulla prima slide. Perché che cos'è alla fine che la scuola dovrebbe sviluppare? Il fatto che lui, cerco di muovermi lentamente perché non è che si muova proprio bene, da una parte dovrebbe sviluppare un certo tipo di comportamento, è maturo se, ma come lo sviluppa questo comportamento? Lo sviluppa se ha queste capacità, e queste capacità a quali competenze trasversali sono legate. Adesso qui ci sono tanti tubi che le legano che io non esploro. E poi, scusate, ho sbagliato a girare il mouse, dopo il comportamento cosa c'è assieme? C'è la relazione, e poi c'è il pensiero, e poi cosa c'è ancora? C'è l'apprendimento. Ecco, noi uno studente abbiamo bisogno che sia bravo ad apprendere, se no a scuola non funziona. Abbiamo bisogno che abbia sviluppato una capacità di pensiero che non richiamo più, che è quella che abbiamo letto ad inizio di nostro incontro. Abbiamo visto che se deve lavorare con gli altri deve relazionarsi, e abbiamo visto che tutte le volte che ha un'interazione sociale, ma anche con se stesso, autoriflessivamente, c'è un tema di comportamento. Volevo salutarvi con questa immagine per dire questo, che è l'ultima cosa che dirò, 17:09. Forse è importante che noi impariamo anche a descrivere, noi come insegnanti, noi come formatori, noi come adulti, verrebbe da dire, e poi far descrivere a loro, anche in senso un po' valutativo, che cosa vogliono dire queste parole, cioè che cosa vuol dire per loro questa competenza. Prendo questa delle 5 che ce n'è, di competenza trasversale. Cosa vuol dire capacità di gestire il tempo? Se hanno incontrato queste cose quando hanno fatto il PCTO, se le stanno incontrando in aula tutti i giorni, e perché magari mancandone alcune, non so, la capacità di gestire il tempo, arrivano sempre in ritardo con i compiti, o arrivano anche in ritardo con la fidanzata, nel 4º anno del liceo. Ecco che cominciamo a dare una visione realistica e molto vicina alla vita personale delle persone di cosa le competenze trasversali sono. Non sono una materia, servono per studiare, servono per non fare brutte figure nella vita personale, servono per orientarsi, servono per guardare avanti, e le imparo ovunque, ma le imparo meglio se per un momento del mio percorso educativo passo per un contesto didattico situato che è altro e alter rispetto all'aula, e mi costringe, aiutato e non lasciato solo, a confrontarmi e poi a riflettere con problemi di comprensione, con problemi di rappresentazione, con problemi attuativi e con problemi di trasferimento. Io mi fermo qui. Naturalmente tutto quello che ho detto può essere visto anche come un viatico per parlare del curriculum dello studente, perché se è successo qualcosa di questa natura, e lo voglio dire veramente ancora una volta, l'esperienza non è quello che succede all'uomo, sono andato a scuola, poi sono tornato a casa, hanno insegnato. Non è questo. L'esperienza è quello che faccio con quello che mi è accaduto, che farò con quello che mi è accaduto, questo è anche l'orientamento. Ed ecco che se c'è un luogo dove io lo posso scrivere, non in modo doveristico, ma perché è quasi il saluto che faccio, non è l'ultima cosa che faccio nella scuola, il curriculum, è la prima che faccio per parlare di me a qualcun altro. E questa bella porta di passaggio è tanto legata alle competenze trasversali e anche il PCTO. Vi ringrazio della lunga attenzione che mi avete data, interrompo la condivisione
vi saluto fisicamente muovendo la manina, che spero mi vediate, resto con voi anche se mi levo perché è del tutto opportuno. Buon lavoro a tutte e a tutti. Grazie a Marco Ruffino per questa sintesi per questa sintesi potentissima che ci ha fatto. Al di là del riferimento alle QF, le competenze trasversali, all'importanza ancora una volta dell'autovalutazione, all'importanza del contesto di apprendimento, a me è piaciuto moltissimo il passaggio sul rappresentare l'esperienza. Sappiamo quanto sia difficile per i ragazzi non solo vivere il PCTO, ma poi saperlo rappresentare, no? E non solo raccontare, ma proprio rappresentarselo in termini di narrazione efficace, in modo che diventi un'appropriazione. Nel momento in cui diventa un'appropriazione diventa anche una forma di orientamento molto forte per le scelte future. E il curriculum dello studente è uno strumento importante, no? Affinché questa rappresentazione diventi autentica, diventi efficace. Quindi con questo lascio subito la parola a Monica Logozzo per l'ultimo intervento dedicato al curriculum dello studente. Allora, buon pomeriggio a tutti, grazie all'USR Veneto per questo invito. Mi fa molto piacere che il curriculum dello studente sia messo accanto ai PCTO e mi ha fatto molto piacere leggere il titolo dell'intervento, accompagnare lo studente nel mondo che cambia, dai PCTO al curriculum dello studente, proprio perché sono tante le richieste che arrivano sempre più sugli studenti e sia il PCTO che il curriculum dello studente, come vedete non a caso ho scelto questo titolo come per il mio intervento, il curriculum dello studente non come un adempimento ormai che è arrivato calato per gli studenti che si presentano all'esame di Stato, ma come un vero e proprio strumento di orientamento. Cercherò di soffermarmi, andrò un po' veloce su alcuni passaggi che do per scontati. Allora, il primo passaggio è proprio questo, il curriculum dello studente, come anche il PCTO, perché comunque il PCTO hanno visto le linee guida nel 2019, dall'inizio del 2020 la vita è cambiata, quindi tutto quanto che le linee guida del PCTO e tutto quanto anche il curriculum dello studente voleva essere sono state fortemente intaccate e ostacolate nel loro percorso proprio dagli eventi imprevisti. Il curriculum dello studente è stato introdotto velocissimamente una panoramica normativa dalla legge 107, poi declinato al meglio nel decreto legislativo 62 del 2017 e diciamo che è entrato in applicazione come prima applicazione, così come previsto, perché poi è intervenuto anche il milleproroghe che l'ha rinviato al 1° settembre 2020, la sua prima applicazione. E quello che si voleva, quindi vado velocissimamente sulle parti normative, vi faccio notare solo una cosa, già nella legge 107, il comma 28, sottolinea il valore del curriculum proprio come strumento per l'orientamento, in quanto parte dalla possibilità per le scuole secondarie di andare a indicare nel curriculum degli studenti gli insegnamenti opzionali svolti durante il percorso scolastico, ma raccoglie tutti i dati utili anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro. Quindi finora, nei primi 2 anni di applicazione, il curriculum dello studente si è fermato solamente alla sua funzione prevista dal comma 30 di interesse per l'esame di Stato, perché la Commissione tiene conto del curriculum dello studente proprio per l'esame di Stato. Già questa è una grande novità, perché permette di attuare e di svolgere degli esami di Stato personalizzati, se è utilizzato al meglio. Quello che è mancato, diciamocelo subito, così come forse anche, nonostante tutte le iniziative formative, magari ancora di più anche per i PCTO, delle iniziative di accompagnamento, di sostegno alle scuole. Le scuole, non so se qualcuno ricorda, quando abbiamo trasmesso il decreto di adozione del modello, si prevedevano delle iniziative formative, proprio perché sono strumenti che devono essere portati a conoscenza degli studenti. Gli studenti hanno trovato questa novità
da compilare, non hanno capito nemmeno come, anche i docenti tanta confusione, però piano piano adesso vogliamo sia implementare il modello sia portare a regime uno strumento che possa veramente servire per l'orientamento all'accesso al mondo del lavoro. Per l'accesso al mondo del lavoro un passaggio su cui stiamo lavorando è quello di far adottare il decreto per rendere accessibili le informazioni del curriculum dello studente nel portale unico dei dati. Purtroppo questa è un'operazione che prevede un'interlocuzione col garante della protezione dei dati, quindi speriamo per questo anno scolastico di riuscirci, però capite le potenzialità di questo strumento. Vado avanti, vabbè, la declinazione dei contenuti del curriculum è nel decreto 62. Allora, cominciamo ad entrare nell'ottica di capire che il curriculum è un potente strumento sia per poter permettere, portare a sintesi le competenze acquisite nei diversi sistemi di apprendimento, la personalizzazione dei piani di studio e poi come strumento di auto-orientamento e orientamento all'università al mondo del lavoro, e vedremo anche i collegamenti con il PCTO. È inutile sottolineare quanto già sapete, ormai l'apprendimento non è solo quello che si ha in contesto formale all'interno della scuola, ma abbraccia diverse dimensioni che conoscete bene, sia l'apprendimento in ambito formale, in ambito non formale e informale. Quindi il curriculum, proprio per come è strutturato nelle sue varie parti, porta a sintesi tutto quanto lo studente riesce a svolgere, tutte le esperienze svolte in tutti i contesti di vita. Quali competenze ci riferiamo? Qui vengono esposte le competenze della raccomandazione, l'ultima raccomandazione dell'Unione Europea del 2018, mettendo in evidenza le competenze trasversali che sono poi alla base, insomma, di forte attenzione per i PCTO. Per quanto riguarda la personalizzazione dei piani di studio, sappiamo bene che si parla tanto dell'attenzione alla persona, la personalizzazione, già con l'autonomia e già la riforma la legge 53 del 2003 parlava dei piani di studio personalizzati, però di fatto diciamo che non c'è assolutamente un'attuazione in tal senso. Nel curriculum noi troviamo i piani di studio, ma sono piani di studio che sono uguali per tutti. Piano piano con le implementazioni del curriculum si può effettivamente dare voce a questa personalizzazione, dare possibilità, stante il piano di studi che comunque è comune a tutti gli studenti, prevedere degli spazi in cui andare a definire come il percorso di studi di quello studente ha avuto un percorso diverso. E comincio ad anticipare già in questa slide come la personalizzazione dei percorsi si rifà anche a quelle che sono le richieste ultime del PNRR. Voi sapete già con il DM 170 sono state ripartite risorse per la riduzione dei divari territoriali, sono previste diverse attività mirate su gruppi di studenti che presentano particolari fragilità. Quindi qual è il luogo dove andare a registrare i percorsi curricolari, extracurricolari anche previsti dalle ultime normative. Il curriculum dello studente quindi permette di raccogliere tutte le informazioni collegate al percorso del singolo studente. Per quanto riguarda il collegamento con l'auto-orientamento, l'orientamento all'università, al mondo del lavoro, sottolineiamo questo. Se noi pensiamo all'orientamento come una semplice trasmissione di informazioni, l'orientamento non riesce a svolgere effettivamente, ad avere la valenza effettivamente che deve meritare, ma un orientamento che prevede l'attenzione verso i talenti, le attitudini di ogni studente, può vedere il curriculum veramente come il documento principale. I PCTO, diceva il collega prima, sono, come li ha chiamati, dei potenti mezzi per sviluppare la metacognizione. E la metacognizione è importantissima, la narrazione del percorso formativo da parte dello studente, una predisposizione del curriculum che non sia una mera compilazione,
davvero può essere un'occasione perché lo studente possa puntualizzare quelle che sono le sue inclinazioni e quindi il percorso che meglio è a lui congeniale nel successivo percorso di studi e nel mondo del lavoro. Allora, vado avanti qui per soffermarmi. Vabbè, la struttura del curriculum penso che sia chiara a tutti. Mi soffermo solamente qui, mi riallaccio dopo in una successiva slide per dire ovviamente i percorsi per le competenze trasversali dell'orientamento hanno un ruolo centrale all'interno della prima parte, che è la parte riservata al percorso in istruzione formale, e sono una parte importante che intendiamo valorizzare ancora meglio, perché come vedete le informazioni finora richieste riguardavano la tipologia del percorso, la struttura, le ore svolte presso la struttura e le ore in aula. Ora c'è l'intenzione di rendere ancora più leggibili questi percorsi, proprio per curriculum, strumento di orientamento, non può prescindere dal PCTO. Il PCTO dà ancora più valore orientativo al curriculum, quindi arrivare anche a una definizione, lo vedremo a breve, di quelle che sono le competenze attese e le competenze acquisite. Abbiamo visto prima nel monitoraggio che le scuole arrivano a valutare, a riconoscere le competenze, non arrivano a certificarle, ma anche in questo può essere un passaggio importante da parte delle scuole per abituarle ad arrivare poi a una dimensione di certificazione delle competenze. Gli stessi documenti parlano proprio di certificazione delle competenze. Il decreto 62 dice che nel curriculum sono indicate le competenze acquisite, quindi noi speriamo che un accompagnamento migliore dello strumento faccia capire quelle che sono le sue potenzialità in tal senso. Allora, questa è la prima parte, vado veloce che il tempo scorre. Nella terza parte è la parte che è a disposizione dello studente per registrare tutte le attività extrascolastiche svolte in ambito professionale o culturale, sportivo, musicale, ed è la parte in cui lo studente racconta di sé, racconta dalla sua presentazione alla commissione. Quello che non tanto, devo riconoscere, anche perché ancora lo strumento deve essere ben conosciuto nelle sue potenzialità, è uno strumento importante per la commissione, perché nella fase in cui la commissione sceglie i materiali da sottoporre al candidato, perché è una fase del colloquio, partire dalle informazioni presenti in questa parte terza del curriculum permette di, come dicevo prima, di mettere in atto un esame che parta proprio dallo studente e dai suoi interessi e poi facciano uscire fuori le competenze e il profilo che ha raggiunto alla fine di un percorso. Ed è questa una modalità di svolgimento dell'esame di Stato che sicuramente evita il rischio di ripetizione, di fare del colloquio una somma di piccole interrogazioni nelle varie materie, piuttosto quella di concentrare l'attenzione sullo studente e vedere effettivamente come esce dal percorso di studi. Allora, vabbè, questo vado veloce, questo per farvi vedere quelle che sono le modalità di predisposizione del curriculum. Allora, per sintetizzare, potenzialità del curriculum sono quelle di permettere allo studente di rileggere il proprio percorso in una prospettiva formativa, leggere in maniera trasversale tutto il suo percorso di vita per arrivare poi a orientarsi al meglio nelle scelte successive. Come la riflessione sui percorsi, sui PCTO svolti, così anche il curriculum con la narrazione del proprio percorso di apprendimento determina nello studente una maggiore consapevolezza sui propri modi di relazionarsi col contesto esterno e di conoscersi ancora meglio. Allora, vado avanti, questo per sollecitare ancora di più quello che ho detto prima, la necessità che i docenti
accompagnino gli studenti nella compilazione del curricolo e li accompagnino anche nel capirne il valore. Allora, il collegamento fra il curriculum dello studente e i PCTO. Sapete bene, non dico nulla, lo riporto quanto è indicato nelle linee guida del PCTO, nel momento in cui le scuole progettano il percorso, individuano comunque, e anche nella stipula delle convenzioni con le strutture ospitanti, individuano le competenze da sviluppare. E sempre le linee guida sottolineano come per la progettazione dei percorsi è necessario individuare accuratamente le competenze trasversali e professionali da sviluppare in termini funzionali a favorire l'autoorientamento dello studente. Ho messo in evidenza i passaggi più importanti per quello che è collegamento, che mette in collegamento anche col curriculum dello studente, infatti anche promuovere la riflessione degli studenti sulle loro preferenze, quindi questo è una finalità dei PCTO, ma è anche una finalità del curriculum dello studente, accompagnare gli studenti nell'osservazione e nella riflessione dei percorsi attivati, ma anche in tutte le iniziative, tutto quanto viene svolto nel percorso di studio e anche nelle attività extrascolastiche che vengono svolte. Veniamo a qualcosa di più pratico e forse qualcosa anche di nuovo, perché insomma è una novità, uno sviluppo che è previsto nei prossimi tempi. Allora, questo era il modello, la struttura della definizione del PCTO all'interno del curriculum dello studente, quindi fino allo scorso anno era così. Già da quest'anno vorremmo che si arrivasse alla registrazione delle competenze, quindi innanzitutto ampliare ancora di più le voci all'interno dei percorsi, perché comunque ripeto, non erano particolarmente leggibili, quindi indicare anche il titolo del percorso, dare una descrizione di quello che è effettivamente il percorso e indicare le competenze attese, perché comunque è un passaggio che va fatto nella progettazione dei percorsi e l'abbiamo visto. Nella compilazione delle competenze attese ovviamente si fa riferimento, le linee guida lo dicono, alle competenze trasversali e o professionali. Quindi come competenze trasversali possiamo fare riferimento anche a tutte le competenze chiave, ma con attenzione a quelle che ovviamente vedete evidenziate, ma prevedere una parte in cui, oltre a descrivere per ogni percorso le competenze attese, anche dare una definizione delle competenze effettivamente acquisite, perché non tutte le competenze attese di un percorso PCTO sono quelle effettivamente acquisite dallo studente. Vedete, non c'è nessuna ancora certificazione perché è un lavoro lento, bisogna lavorare tanto sulla didattica per competenze, sulla valutazione e certificazione delle competenze, per quanto le linee guida lo chiedano esplicitamente, però anche arrivare alla definizione tra quelle che erano quelle attese e quelle effettivamente acquisite. E nelle competenze acquisite, questo è un campo che è la sintesi di tutti i percorsi, perché alcune competenze attese possono essere comuni anche a più percorsi, però alla fine di tutti i percorsi nel curriculum è bene ci sia una definizione chiara, lo dice la norma stessa, il 62, indicazione delle competenze acquisite anche nell'ambito del PCTO. E per fare questo prossimamente arriverà una nota a firma congiunta della direzione degli ordinamenti e della direzione dei sistemi informativi e statistici che comunica che nelle more della definizione, voi sapete c'è la piattaforma di alternanza scuola-lavoro che non tutte le scuole utilizzano, le scuole preferiscono utilizzare gli applicativi personali o anche altre forme di registrazione dei percorsi. Mi farebbe piacere approfondire la domanda percorsi registrati al siti, perché nel momento in cui abbiamo aperto il curriculum allo studente veramente mancavano tante informazioni, quindi le scuole, il canale che permetteva di registrare le informazioni nel curriculum era la piattaforma dell'alternanza, quindi tante scuole sono tornate sulla piattaforma, sono state poi importate le informazioni all'interno del sito e poi portate nel curriculum. Sono state implementate delle funzioni
nel SIDI, gestione alunni, che permettono di raccogliere tutte le informazioni che vi ho fatto vedere prima e di rendere possibile una documentazione chiara e uniforme di tutto quello che è importante sapere relativamente alle PCTO, che è nello schema che vi ho fatto vedere io. Quindi sarà possibile inserire direttamente al SIDI, fermo restando che le scuole comunque possono utilizzare i pacchetti, i fornitori sono già stati allertati sulle informazioni che devono andare a confluire nel curriculum, inserire i percorsi, ovviamente le strutture ospitanti, c'è la funzione gestisce alunni in PCTO che permette di collegare i percorsi con il singolo studente, permette di indicare le competenze attese. Presente un elenco a tendina con le competenze chiave, ma c'è la possibilità per le scuole, ovviamente perché c'hanno tutte le competenze anche professionali da inserire, e di andare a indicare anche poi alla fine le competenze acquisite. Quindi si vedrà poi, ovviamente la piattaforma alternanza è sempre utile per comunque la formazione sulla sicurezza, però diciamo che si vuole dare un unico punto di riferimento per le scuole per la registrazione e la documentazione delle competenze acquisite relativamente ai PCTO. Ultimissimo passaggio, sono già sforato, però permettetemi, sapete che abbiamo il PNRR che prevede la riforma sull'orientamento, che per quanto riguarda il secondo ciclo prevede sia la realizzazione di moduli di orientamento negli ultimi anni della scuola secondaria di secondo grado, ma anche in quella di primo grado. Ovviamente questi moduli dove andranno a finire, dove saranno registrati, poi saranno registrati anche nel documento di orientamento che è il curriculum dello studente. Ma guardiamo anche l'altro investimento, l'investimento che riguarda l'università. Sono previste l'erogazione di corsi di formazione nei confronti degli studenti degli ultimi 3 anni della scuola secondaria di secondo grado per l'orientamento e la transizione all'università e al mondo del lavoro. E in particolare, penso già lo sappiate, è stato emanato sia il decreto ministeriale 934 del 2022 che individua i criteri di riparto e il successivo decreto 1452 che ripartisce i finanziamenti alle università. È stata realizzata una piattaforma per l'orientamento 2026 che prevede il caricamento di alcune informazioni, tra cui i percorsi di orientamento attivati che sono parte integrante poi del PTOF e che saranno caricati nel curriculum dello studente. E questo passaggio è esplicito in un articolo dell'allegato 6 al decreto direttoriale 1452, laddove dice che la scuola si impegna a favorire l'integrazione dei percorsi di orientamento all'interno della propria offerta formativa, quindi all'interno del PTOF, anche nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali dell'orientamento, delle misure introdotte dalla riforma dell'orientamento prevista in PNRR e del curriculum dello studente. Quindi cercheremo anche di capire, allora l'ufficio presso cui presto servizio è quello che ha fatto nascere il curriculum dello studente, quindi se volete prendervela con qualcuno siamo qui. Però stiamo cercando anche, vorremmo, visto questa previsione, la cosa logica è mettiamo in comunicazione le 2 piattaforme così una cosa va nell'altra, non lo so dove arriveremo, però c'è anche questo che andrà a finire comunque nel curriculum dello studente, quindi sicuramente un collegamento col SIDI che poi porterà nel curriculum ci deve essere, in maniera tale che perché questi percorsi comunque saranno parte integrante dei PCTO. Questo giusto per vostra conoscenza, questi sono i contenuti dei corsi di orientamento che sono previsti, quindi sono 15 ore per percorso, su alcuni ci sarebbe da discutere, però comunque insomma questi sono i contenuti dei percorsi che saranno attivati. Ora, io vi ringrazio per l'attenzione, il tempo mi rendo conto che poi uno arriva con tante cose da dire, però poi deve selezionare quelle da poter dire, però
il messaggio è questo, tramite anche tutte le iniziative che l'USR svolge, tramite anche l'operato proprio di chi lavora nella scuola, facciamo conoscere meglio il curriculum, non buttiamolo nelle mani dello studente e metti dentro qualcosa, no, deve essere uno strumento che fa capire, innanzitutto lo studente deve scegliere cosa mettere perché deve valorizzare il suo percorso, sia in ottica orientativa ma anche per riflettere su se stesso e sul proprio modo di vedere il mondo in un mondo che cambia. Grazie per l'attenzione. Grazie alla dottoressa Logozzo, innanzitutto perché c'è detto una cosa molto bella e importante, cioè che il curriculum serve al ragazzo per portare sintesi e per i ragazzi è difficilissimo fare sintesi, soprattutto sintesi su di sé, quindi è uno strumento metacognitivo di autoriflessione che può essere davvero potente. E poi perché ci ha anticipato due novità importanti, una è quella su quello che accadrà in termini di dialogo tra piattaforme e di trasposizione di dati che per le scuole, come dire, è vitale ed essenziale perché su questi temi del PCTO gestiamo una mole di dati. E poi l'altra cosa importante di cui stiamo parlando in altre sale, questa grandissima partita delle 15 ore di orientamento per ciascuno studente nell'arco del triennio. Una partita che gioca l'università insieme alle scuole, nella quale è stata coinvolta anche l'ufficio scolastico regionale per dare un supporto e che è un'opportunità straordinaria per i ragazzi se viene fatta nel migliore dei modi. Noi abbiamo chiuso il pomeriggio con un ritardo di 7 minuti che penso sia assolutamente tollerabile, anche perché la sala è tutta nostra, ce la siamo proprio presa con la forza, quasi. E non so, se avete qualche domanda qui in sala, abbiamo un paio di minuti, ce li prendiamo. Marco Ruffino, quindi è un esperto proprio nella costruzione di processi di apprendimento, ha contribuito a costruire tutto l'Atlante del lavoro, quindi insomma ha un... Certo. Sì, è un incontro seguito anche in streaming e quindi c'è una platea, come dire, non fisica ma virtuale che però ci sta seguendo, quindi sicuramente questo gli eventi sono tantissimi in questo Giove Orienta e abbiamo poi tantissimi appuntamenti nelle scuole, però l'attenzione su questi temi da parte delle scuole e dei dirigenti scolastici è davvero altissima. Prego. Per noi l'avremmo fatto già dallo scorso anno, adesso vediamo quest'anno se riusciamo, sì, perché possa essere uno strumento di orientamento non può essere predisposto negli ultimi mesi dell'ultimo anno, assolutamente. No, all'inizio, vabbè, giocoforza è stato così, però verrà presto esteso già dal terzo anno e poi piano piano per aprire dal primo anno.
Noi ci crediamo tanto nel potere orientativo del curriculum, e perché questo deve essere costruito così come anche il PCTO, non si può arrivare alla fine per elaborare a consuntivo, no, la registrazione del PCTO deve avvenire in maniera, cioè, dal terzo anno in poi in maniera graduale, proprio per seguire proprio il percorso, eventualmente sulla base dell'esito del percorso durante il primo anno ritarare. Quindi siamo tutti in attesa di un momento di maggiore riflessione su entrambi gli istituti, insomma. Poi per il curriculum dello studente, lo ripeto, grande affidamento nei confronti della scuola che operi un accompagnamento degli studenti, se no si perde tutta la valenza. Bene, io direi che potremmo chiudere qui il pomeriggio. Io naturalmente vi ringrazio per essere venuti in presenza, ringrazio quanti sono collegati a distanza, ringrazio i nostri relatori perché è vero, sono stati interventi di spessore ma soprattutto di grande sintesi, quindi un colpo d'occhio, no, su questo tema dell'orientamento nei PCTO, nel curriculum dello studente. Ci ha fatto un po' il punto della situazione da cui poter ripartire. Sarebbe interessante restituirlo anche ai collegi docenti, ad esempio. Buona serata a tutti e ancora grazie dell'attenzione.